Siamo in compagnia di Tommaso Giannotti, grande incontro qui al Pala Simoncelli. Ti abbiamo visto in pista tutto l'incontro. Com'è andata la partita, a prescindere dal risultato? Sono visti segni di miglioramento nella squadra e nonostante sia l'ultima parte di stagione comunque sono stato soddisfatto di come io e i miei compagni abbiamo affrontato la partita e potranno essere segni di incoraggiamento in vista dell'anno prossimo. Bene, mi fa piacere. Per quanto riguarda invece il coordinamento con i tuoi colleghi, abbiamo visto alcuni tiri precisi, concreti, molto dettagliati e soprattutto una grande grinta all'inizio dell'incontro. Sì, perché per affrontare questi incontri, oltre a tutte le componenti tattiche, ci vuole soprattutto l'atteggiamento e la precisione dei tiri deriva da quello e bisognerebbe tenere un atteggiamento del genere tutta la partita per provare a combattere fino alla fine. Siamo ormai alla fine di questo campionato, quindi probabilmente la Pico, non lo possiamo dire definitivamente, ma ne siamo quasi certi, si accingerà a fare un altro campionato il prossimo anno. Com'è andata l'esperienza in A2? Ma nonostante tutto sono sicuro di aver imparato molto e nonostante come alla fine è finita, sono sicuro di aver fatto un'esperienza che mi servirà in futuro. Tommaso Giannotti, grazie.